Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici. Oggi vorrei leggervi un brano tratto da questo libro di Francesco Guccini, che conoscete probabilmente tutti, questo meraviglioso cantautore, che parla un po' dei giochi dei suoi tempi, dei nostri tempi, paragonandoli a quelli che usano i bambini di oggi. E questo brano si intitola appunto I giochi. Ma siamo sicuri che le PlayStation o i vari giochi elettronici manovrati con stupefacente abilità dai bambini contemporanei siano superiori ai giochi che praticavano i ragazzi d'una volta? Giochi, ahimè, scomparsi e lasciati in un passato non tanto poi così remoto. Mi hanno regalato qualche tempo fa un aggeggio complicato e credo costosissimo. In un momento di follia o megalomania credevo di poterlo domare in qualche modo e adoperarlo tranquillamente traendone rilassamento e diletto. Già i primi dubbi sono arrivati nel collegare lo stesso aggeggio al televisore. Basta inserire il cavo A nella presa B, andava dicendo il dimostratore che voleva insegnarmi come usarlo, e muovere il tasto F nella BRUF. Hai presente la BRUF, no? Fino a far accendere la spia R. Eccola accesa. E già sentivi dentro di te l'impossibilità non solo di giocare, ma di vedere mai montato tutto l'accrocco. Che fu però montato e si incominciò a giocare. Credo fosse la battaglia di Stalingrado o battaglia equipollente. Belli i colori, il suono, tutto, bella l'azione, le figure. Era come entrare da protagonista in un film. E il mio eroe, o meglio il suo eroe, quello che il garulo dimostratore stava muovendo, avanzava impavido, sparando, uccidendo nemici. Insomma, era una cosa divertente. Ma quando fu il mio turno, allora con una mano devo muovere questo tasto, con l'altra quest'altro e con l'altra mano ancora il tasto per sparare. Un momento, io ho solo due mani. E finì che il mio eroe fu ucciso almeno 10 volte da non so quale cecchino nei primi 2 minuti e il gioco fu staccato. Com'è più facile smontare che montare. Riposto e per sempre del tutto dimenticato. Problema di sicuro generazionale, ma anche noi da ragazzi giocavamo e non smettavamo mai. Senza elettricità e con niente inventavamo strumenti di gioco e ogni tanto mi prende un desiderio strano, la voglia di radunare qualche coetaneo e in segreto, di nascosto, da qualche parte, rifare almeno uno dei vecchi giochi che, senza bisogno di attaccare una spina, resero felice la nostra infanzia. Naturalmente non parlerò di tutti i giochi di allora, che erano centinaia, tipo palla avvelenata, palla prigioniera o i quattro cantoni, un, due, tre, fante, cavallo e re, detto anche un, due, tre, stella, nascondino o l'ambiguo ed eccitante gioco del dottore. Qui di seguito, invece, sono solo una piccola parte dei giochi che una volta andavano per la maggiore. I coperchini. Anche qui il nome è locale. Sono tappi a corona delle bibite, detti anche tappini o tollini a Milano, grette a Genova e via dicendo. Li reclutavamo a scatoloni, rompendo le tasche a chiunque vendesse bibite, frugando addirittura nella pattumiera. In mancanza dolorosa ma evidente di veri soldatini, in possesso solo ai ragazzi ricchissimi che ne erano estremamente gelosi, i coperchini furono il loro surrogato per molti di noi. I più comuni costituivano la fanteria, la plebe, il grosso della truppa, mentre i più rari, colorati e variegati in modo particolare, erano i principi,
i generalissimi. Tra questi ricordo bene un recoaro coi colori dell'iride e un pack soda, se non sbaglio recante una volpe in campo verde, che tappava la bottiglietta di una misteriosa essenza. Mi scatenavo in battaglie campali, soprattutto tra i filari dei fagioli, mentre i sacchi di grano ammucchiati l'uno sull'altro nel mulino dei nonni si trasformavano in Rocky Mountains o Black Hills, pronte a ospitare ostili indiani Apache. Ma il trionfo del Coperchino era il Giro d'Italia. Lì ne bastava uno solo e ne veniva scelto uno qualunque, ma abilmente trasformato, perché doveva essere appesantito in modo che, colpito con un possente cricco, altrimenti non so definire il colpo dato dal dito medio trattenuto dal pollice e poi improvvisamente liberato di spiegare tutta la sua forza, non volasse per aria, ma corresse veloce sul marciapiedi sul quale doveva gareggiare. Bastava, questo i più rozzi, una buccia d'arancia ben sagomata, ma i veri raffinati disdegnavano questi volgari metodi. Si prendeva allora una candela accesa e si colava la cera fin quasi alla sommità del coperchino. Poi vi si adagiava una figurina ritagliata recante l'effigie del corridore preferito, nel mio caso va da sé Coppi, ma per altri Bartali o Magni. Poi si versava l'ultimo leggero strato di cera, così che si potesse intravedere la figurina del ciclista prescelto. Le tappe del giro si svolgevano sui marciapiedi delle case nelle quali abitavamo. Si intenda marciapiedi dell'immediato dopoguerra, pieni di buche, sconnessi in più punti, il che rendeva tutto più divertente. Il marciapiede della casa di Marco era di sicuro il più interessante, perché aveva ai due ingressi opposti 4 gradini semicircolari che fungevano come gran premi della montagna. Quando il coperchino usciva dal marciapiedi, forava e si doveva tornare da dove si era partiti. Ci si passavano allegramente le giornate. Unico inconveniente, la strana ostilità dei genitori, che, adducendo come scusa le pietose condizioni in cui ci si riduceva, non si dimentichi che indossavamo braghe corte e che per sparare il cricco bisognava inginocchiarsi per terra col braccio sinistro appoggiato al suolo e quello destro strisciato sul marciapiedi per dare più slancio. I genitori tendevano a non vedere di buon occhio l'affascinante gioco e a far lavare ripetutamente ginocchia e avambracci. Ma perché? Ma come? Non me li avete già fatti lavare ieri, dicevamo noi. Adesso passiamo a un altro gioco. La fionda. Era detta anche tirino a Bologna, sfrombola dialettare a Modena e balestra sull'Appennino. Per costruirla bastava un robusto rametto foggiato a forcella. Più difficile trovare gli altri elementi, ma un pezzetto di cuoio e 2 elastici ricavati spesso da una vecchia camera d'aria di bicicletta in fondo si trovavano sempre. Non dimentichiamo che in quel periodo non si buttava via niente. I raffinati cittadini, spesso più danarosi, al posto della camera d'aria usavano speciali elastici detti quadriletti. Questi o gli altri più rozzi venivano fissati alla forcella con elastici più piccoli o pezzetti di spago. Si tirava un po' tutto: barattoli, vetri di case abbandonate, lampadine di lampioni stradali, privilegiando innocenti lucertole e ignari passeri. C'è da dire che, fortunatamente, non ci si prendeva mai. La cerbottana
è stata il gioco principe, che coinvolgeva bande di ragazzini, a volte anche di strade confinanti, quindi acerrimi nemici in sfide selvagge. Era da giocarsi nei mesi più caldi, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, in modo da rovinare il giusto riposo di anziani ben pensanti che, incomprensibilmente, male reagivano agli schiamazzi dei giocatori e alle tipiche urla «Ti ho colpito!» e alle immediate repliche «No, no, mi è passata di qua!», simulando con la mano la chilometrica distanza dal corpo nella quale sarebbe passata la freccia sparata. Per la cerbottana ci voleva come prima cosa la cerbottana stessa. Questa si otteneva in vari modi, segando la canna portante di un ombrello e usando il manico, assemblato in qualche modo, come impugnatura, cercando nelle discariche tubi di vecchi lampadari, i più ricchi andando da un ferramenta e comprando un pezzo di tubo, a volte anche due, per avere una due colpi. Bastava che tutti questi tubi avessero il calibro giusto, grosso modo il diametro di una sigaretta. Un amico utilizzò addirittura un tubo di masonite, piatto sopra e sotto e tondo ai lati, che era servito come custodia portafili in non so quale impresa elettrica. Montò poi la canna sul calcio di un moschetto balilla e l'arma così ricavata di grande lunghezza, bellezza e incredibile precisione fu invidiata da tutti, anche se per sparare, cioè soffiare all'inizio del tubo, l'amico doveva ruotarla di 90 gradi perché la bocca malamente arrivava all'inizio del foro. Ma era una gran bella cerbottana. Le frecce si fabbricavano con striscioline di carta, piegate ad arte e incollate di saliva in punta. Qualcuno ci metteva la colla, ma il grande dispendio di munizioni nel corso di una battaglia faceva sì che non se ne potessero confezionare in precedenza più di tante, che venivano invece frettolosamente approntate nel corso delle ostilità. La faretra per contenerle erano spesso i capelli, nei quali si infilavano le frecce di riserva. Incredibile a dirsi, a quell'età tutti avevano i capelli, meno quei pochi rapati a zero. Si racconta anche oggi, nei ricordi conviviali di anziani pensionati, di fantastiche battaglie, durante le quali si usavano frecce sulla cui punta era assicurato uno spillo. Credo che, al di là di qualche tentativo di arma sperimentale, si tratti di leggende metropolitane o di semplici fantasie di qualche adulto che cerca di rendere mitica la propria normale, litigiosa infanzia. E adesso passiamo al gioco dei Shanghai e pulce. Non starò a dilungarmi su due giochi da giornate piovose, di quando proprio non potevi uscire a compiere le consuete turpitudini e magari un amico ti era venuto a trovare a casa e, finiti gli urbani convenevoli, decidevate di giocare a qualcosa. Venivano sciorinati quindi gli stecchini di Shanghai, a quei tempi di sottile legno, dopo ho visto di volgare plastica. Ma mi si racconta che sono ancora in commercio versioni costosissime in legni preziosi e rari e pare profumati di orientali essenze odorose. Quelli di allora erano semplici bacchettine di semplice legno, di diverso colore a seconda del diverso punteggio. Li stringevi tra le mani, li lasciavi cadere sul tavolo e dovevi riuscire a estrarli dal mucchio disordinato uno alla volta, senza che nessuno degli altri si muovesse di 1 millimetro. Imparavi a barare sordidamente, a negare che si fosse mosso qualcosa,
mentre tutto oscillava come un salice piangente sotto folate di vento, a estrarre l'imperatore, o come diavolo si chiamava, lo stecchino che valeva più punti, provocando nel mucchio turbiglioni impazziti, mentre il tuo compagno, proprio in quel momento, guardava da un'altra parte. Si litigava molto e forse in questo consisteva il gioco. Non era, insomma, un gioco atto a favorire l'educazione civica. Per quanto riguarda la pulce, non ho proprio parole. Era un gioco da bambine, di solito regalatoti da vecchie zie zitelle. Dischetti di plastica colorati, muniti di sbarretto oblunghe, sempre di plastica. Il gioco consisteva nel far salire un dischetto sopra un altro, cliccandolo con la barretto oblunga. Una noia mortale, ma piaceva appunto alle bambine, le quali oggi, da ex bambine, si illuminano ancora d'immenso al ricordo e fanno «Ah sì, la pulce, clic!» e suscitano in me il malcelato maschilismo di allora. La lippa. Non si capisce perché la lippa fosse un gioco tanto piacevole. La lippa è un antico gioco, già però ai miei tempi in forte calo di favori, che richiedeva una certa abilità. In uso dal XV secolo, è conosciuto con diverse denominazioni in varie parti d'Italia. Si giocava con 2 bastoni, ricavati spesso da manici di scopa, uno di circa 15 centimetri, appuntito alle 2 estremità, l'altro di circa mezzo metro. Posato a terra il bastone piccolo, lo si colpiva con quello più lungo, facendolo rimbalzare, e, una volta saltato in aria, lo si colpiva ancora, cercando di mandarlo il più lontano possibile, oppure all'interno di un cerchio disegnato prima per terra. Pare che si facciano anche gare internazionali. Negli Stati Uniti è in voga un gioco molto simile, lo chiamano baseball. Adesso leggiamo l'ultimo gioco, il carro armato. Era facile da costruire. Bastava avere un rocchetto di filo da cucire, senza filo ovviamente, ma spesso, nell'ansia della costruzione, ci pensavamo noi a renderlo privo di filo. Con un coltellino poi si praticavano tacche sulle 2 parti curve sporgenti, facendole diventare ruote dentate. Si inseriva nel foro del rocchetto un elastico, un capo del quale veniva fissato su un lato da un pezzetto di legno retto da 2 chiodini. Dall'altro si infilava un bastoncino che serviva a tendere l'elastico stesso allo spasimo, trasformandolo in una molla. Poggiata la macchina su una superficie piana, l'elastico si rilasciava e il carro armato correva e si inerpicava agile sui libri del tuo compagno di banco, che restava sbalordito e non vedeva l'ora di correre a casa per fabbricarsene uno. Bene amici, io spero tanto che voi abbiate riconosciuto in questi qualcuno dei giochi che facevate da bambini. Io per esempio i Pulci, Shanghai, li ricordo benissimo. Francamente non ho mai giocato alla lippa, non ho mai giocato coi tollini, forse perché erano giochi più maschili. Però ecco, è così bello ricordare questi giochi semplici che non richiedevano dispendio di materiale, di energia e bei ricordi della nostra felice infanzia.
Un saluto a tutti, grazie, vi abbraccio e ci rivediamo presto.